Seconda corsa, una prova per cavalli di 5 e 6 anni ed è la seconda manche di questo Tommaso Grassi World Super Frustino, la seconda semifinale. 1 Elite GSO Salvo Cintura, 2 Enea DBL Gaetano Di Nardo, 3 Donatello Edoardo Baccalini, 4 in Plan B Giorgio D'Alessandro, 5 Dodi di Glatini e Gennaro Pacileo, 6 Eva Light Vincenzo Gallo, 7 Ele Lamborghini Luca Lovera, 8 Elena Col Giuseppe De Filippis, 9 Ermanno Getta Alberto Garruto, 10 Lenoir Trep Giampaolo Minnucci. Donatello, come prevedibile, prende subito l'iniziativa nei confronti di Unplane B, che vuol sistemarsi in seconda posizione alla corda avanti ad Elite GSO e ci riesce. Al largo prova ad insistere Dodi di Glatigné, che punta in avanti, va a chiedere strada a Donatello, insiste con decisione Gennaro Pacileo, che prova a scavalcare il rivale, 200 metri in 14,5, insiste Dodi di Glatigné, risponde Donatello, poi Unplane B che cerca di serrare sotto ma per il momento non è troppo reattiva e Dodi di Glatigné cerca di sistemarsi secondo, ci riesce al millimetro. Così poi deve muovere al largo Elite GSO perché gli hanno stoppato in faccia e quindi muove a destra Salvo Cintura, 28,6 i primi 400 di corsa e 45,3 per i primi 600. Si viene davanti alle tribune con Donatello leader come preventivato, anche se con 400 metri iniziali severi. Muove dall'ultima posizione Elena Cole, che cerca di risalire in terza ruota, gira il gruppo, 800 metri in 1,1,2 con una frazione lenta in 32,6. Insiste Elena Cole in terza ruota, cerca di aggirare Elite GSO. Tanto Donatello al comando allunga. Elena Cole protesa in terza ruota, Elite GSO di fuori, alla corda c'è ancora Dodi di Glatigné, poi Unplane B. Insiste Elena Cole dopo 1 chilometro in 1,16,2, aggira Elite GSO e va all'attacco di Donatello a ormai 400 dal palo, con Donatello leader, di fuori Elena Cole, 14,2 la retta di là, sbaglia Elite GSO, Donatello in vantaggio, Elena Cole che prova ad attaccare, GSO squalificato. poi ancora a contatto ma ha richiesto Dodi di Glatigné. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo rientra in vantaggio Donatello, Elena Cole al suo esterno, in corda Dodi di Glatigné, Donatello in vantaggio, insiste Elena Cole, si difende Donatello da Elena Cole, Donatello che mantiene quella lunghezza di vantaggio, la porta fino in fondo vincendo, seconda è Elena Cole, terzo finisce Dodi di Glatigné, poi finisce a bomba il quarto posto Ele Lamborghini, 1,15,2 per il cost to cost vincente di Donatello. Per Edoardo Baccalini sono 10 punti, il training è quello di Giorgio Cassani che è anche proprietario del figlio di Pitagora B, che una volta presa la testa nonostante lo strappo iniziale, nonostante l'attacco perseverante di Elena Cole, si mantiene leader fino in fondo. Elena Cole corre bene al secondo, al terzo Dodi di Glatigné.